Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà. Siamo a Ragioniamoci Sopra, Giuliano Giulin con voi e niente, di cosa parliamo se non di autonomia che chiaramente tiene sempre banco tutti i giorni. Soprattutto vediamo spesso gente che è contro l'autonomia, invece vediamo poche persone, ahimè, a favore di questa riforma che di fatto non divide nessun paese, non è la secessione dei ricchi, ma soprattutto potrebbe soltanto migliorare i servizi dei cittadini nelle aree dove, tra l'altro, è più forte la polemica, dove purtroppo i servizi non sono all'altezza di altri territori. Ma, questa settimana adesso abbiamo appena sentito tra l'altro il presidente Mattarella che dice: "No divari su welfare e sanità", no, ma, c'è uno studio dal quale molto, molto interessante che è stato pubblicato nel 2003, che si chiama "Regionalismo differenziato, razionalizzazione o dissoluzione", che di fatto è una ricerca fatta da tutte le università della Campania, alla quale hanno partecipato, le università diciamo Federico II, del Sannio, Napoli Parteno per l'Università di Salerno, l'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, l'Università di Napoli L'Orientale e l'Università Luigi Vanvitelli. Da questo studio, enorme, tra l'altro veramente, 200 e passa pagine, praticamente si analizza, devo dire, in maniera obiettiva, i temi e soprattutto i numeri, i soldi che riguardano le materie, quelle che in teoria dovrebbero essere potrebbero, essere delegate la cui funzione potrebbe essere delegata alle regioni che la richiedono. Mi riferisco per esempio alla giustizia, cioè ai giudici di pace, all'istruzione, all'ambiente, al lavoro, alla formazione, alla ricerca, la protezione civile. C'è stata una mega polemica da parte della CGIL sul fatto che non vogliono che i vigili del fuoco possano essere gestiti, da una regione, cosa che peraltro mi sembra anche, invece, abbastanza ragionevole, perché magari forse una regione sa meglio i territori, le zone del proprio territorio, appunto, scusate il gioco di parole, dove si può intervenire per non solo per spegnere l'incendio, che ovvio è un'emergenza si sa, ma per andare a lavorare, per mitigare gli eventuali danni legati a maltempo, alluvioni e compagnia cantante. Quindi dicevo, questo studio molto, approfondito, verifica come sono spesi attualmente i soldi in varie materie. Allora partiamo subito, oggi non possiamo affrontarle tutte, ma magari facciamo anche 2 puntate anche la prossima settimana, ne parliamo. Oggi io vorrei affrontare quello della giustizia, i giudici di pace, magari anche l'istruzione che è un tema caldo, poi vediamo anche la protezione civile e poi c'è una chicca magari sul finale, che potrebbe, come dire, sollevare diciamo da tutti queste tensioni, questi problemi che ci come dire, che ci recano alcuni politici sul fatto che questa autonomia potrebbe sfasciare i conti, distruggere tutto. Non è vero niente, ovviamente, non è vero niente, anzi, anzi. Però diciamo partiamo dalla giustizia. Questo studio che, come ho menzionato prima, realizzato da tutte le università della Campania, analizza appunto voce per voce delle materie che potrebbero essere, entrare nel discorso di trasferimento di competenze e gestione alle regioni, ovviamente le regioni che lo chiedono. Partiamo dall'ordinamento della giustizia di pace ovviamente. Purtroppo, non c'è una voce specifica per quanto riguarda i giudici di pace, c'è soltanto una, voce, giustizia in generale, in base ai dati che arrivano dal Ministero della Coesione Territoriale, che analizza tutte le varie spese legate chiaramente al territorio. Però praticamente possiamo vedere com'è la spesa attualmente pro capite delle pubbliche amministrazioni, come è stata nel periodo 2000-2017 per il settore giustizia. In questo caso, leggo, la spesa per il Mezzogiorno è significativamente maggiore rispetto a quella erogata al centro-nord, cioè parliamo di 136 euro pro capite al sud contro circa i 100 euro pro capite nel centro-nord. Ed è possibile notare che ai primi posti del graduatorio ci sono le regioni, 6 regioni meridionali, la Sicilia che presenta i più elevati valori di spesa. E infatti andiamo a vedere che praticamente la Sicilia siamo quasi
siamo sui 155 euro pro capite la spesa per la giustizia. Poi segue il Molise, la Campania, la media del mezzogiorno appunto l'abbiamo detta che è 136 euro, poi si scende con Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Umbria e Liguria. Andiamo a vedere in fondo la classifica per la spesa pro capite per la giustizia attualmente, cioè nella media 2000-2017, che chiaramente non possiamo guardare magari un anno specifico, ma guardiamo proprio un trend. Allora, agli ultimi posti, diciamo, c'è la provincia di Bolzano, che è più o meno quasi 50 euro, il Veneto, che è quasi 60 euro, l'Emilia Romagna sui 75 euro, Marche 80 euro, Trentino Alto Adige, per esempio la Lombardia, siamo sugli 83-84 euro. Questo per dire appunto che attualmente la giustizia, le spese per la giustizia in questo caso sono superiori al centro-sud rispetto a il centro-nord, e la giustizia, in particolare i giudici di pace, sono appunto uno dei temi praticamente che possono rientrare nell'ambito dell'autonomia differenziata. Ma passiamo poi a un'altra spesa, che è quella praticamente della istruzione. Allora, per quanto riguarda la media 2000-2017, ricordo che sto prendendo i dati da uno studio effettuato da tutte le università della Campania, proprio sulle voci riguardanti le materie di autonomia, come vengono attualmente spese guardando un trend, diciamo, di medio e lungo periodo, cioè 2000-2017. Allora, in generale, per quanto riguarda la spesa pro capite per l'istruzione, vediamo che Bolzano e Trento sono quelle dove si spende di più pro capite, quindi per cittadino, siamo sui 1500 euro più o meno. Poi segue la Calabria, che è superiore ai 1000 euro, così come la Basilicata, che è superiore ai 1000 euro. Poi la media dell'Italia più o meno è sui meno di 900 euro. In fondo alla classifica per le spese pro capite, spesa primaria pro capite totale istruzione, valori medi 2000-2017, vediamo che ci sono la Liguria, che è poco più di 700 euro, il Veneto, che anche lì poco più di 700 euro, ci avviciniamo a 750 euro circa la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna, che supera di poco gli 800 euro. Questo fa capire che a volte c'è un tema di spesa particolare, no? Cioè nel senso che si dice non vogliamo, se ci passasse l'autonomia, l'istruzione diventerebbe di serie A, di serie B, però vedendo questi numeri diciamo che non è che ci sia adesso, paradossalmente c'è un tema in realtà ben diverso, no, nel senso che ci sono più soldi spesi al sud, pro capite ovviamente, rispetto che al centro-nord. Quindi forse, magari se poi il tema istruzione non è ritenuto ottimale nelle regioni, soprattutto del centro-sud, forse vuol dire che non sono spesi bene questi soldi. E quindi proprio la centralizzazione della spesa fa sì che non ci sia una, come dire, una puntualizzazione, un intervento mirato per andare a vedere come spendere meglio i soldi e le risorse effettive, no? Sempre le università della Campania fanno un ulteriore approfondimento per la spesa dell'istruzione, andando a vedere anche l'effettivo numero degli studenti, perché effettivamente uno dice sì vabbè, però cioè, vediamo qual è allora la cifra che emerge in base all'effettivo numero di studenti. In questo caso, ecco, le regioni del mezzogiorno si collocano prevalentemente nella parte bassa della graduatoria. Infatti al sud la spesa media per studente ammonta a 4.856 euro pro capite, contro un valore di 5.200 euro nelle regioni del centro-nord. E la Campania e la Puglia sono quelle che evidenziano i valori più bassi di spesa media, cioè appena superiori ai 4.500 euro. Allora a questo punto, proprio in virtù di questa dicotomia, diciamo, tra la spesa in generale per l'istruzione e la spesa per studente,
che chiaramente sono meno gli studenti del centro-sud rispetto al centro-nord, viene fuori che non è possibile che da una parte ci sia una maggiore spesa pro capite per l'istruzione al centro-sud, quando invece poi la spesa per studente è fra le più basse d'Italia. Quindi vuol dire che le spese per l'istruzione complessiva non si sa bene dove va a finire. E questo chiaramente è un altro tema importante da mettere nel dibattito quando si dice: "Ah, non dobbiamo sfasciare l'Italia, non bisogna creare per esempio l'istruzione in serie A e serie B, gli insegnanti vanno via", e, discorsi del genere, perché se la spesa pro capite per l'istruzione è superiore al sud, ma quella per studente è inferiore al sud rispetto al nord, vuol dire che c'è un problema proprio di gestione della spesa. Ma andiamo anche a vedere, altri temi, per esempio, no, per quanto riguarda, ehm, una voce che può essere quella dell'ambiente, perché anche lì c'è una polemica che si dice: "Ah, l'ambiente devi ci sarà un casino sull'ambiente, se ci sono 20 ministeri dell'ambiente, c'era un problema di tutela del territorio". A parte che ricordiamo che, per esempio, con l'alluvione in Emilia Romagna, che ha recentemente colpito quei territori, proprio la regione Emilia Romagna ha alzato la voce molto più volte, proprio per chiedere la gestione del territorio e anche della ricostruzione. Emilia Romagna, che ricordiamo è una regione che ha fatto ricorso alla consulta contro la legge Calderoli di attuazione dell'autonomia differenziata, ed è uno delle regioni che, diciamo, guida la rivolta contro la legge Calderoli con raccolte firme e compagnia, proprio per fermare questo percorso invece che dall'altra parte la regione Emilia Romagna chiede, no? Però vediamo un attimo, per esempio adesso, tornando al discorso ambiente, ritornando a prendere questi dati dell'Università della Campania, per esempio la ripartizione tra le regioni sulla spesa pubblica per finalità ambientali. In questo caso non c'è una grande disparità, perché praticamente siamo nel mezzogiorno 115 € pro capite, sempre tra 2000 e 2017, al centro-nord siamo a 99 €. E quindi in questo caso, in teoria per l'ambiente, si spende per, le finalità ambientali si spende molto di più, in teoria molto di più, si spende di più di fatto al sud rispetto al nord. Invece per quanto riguarda, sempre in tema ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, si osserva che invece che le differenze tra le varie circoscrizioni sono molto più ampie, cioè ci sono 163 € pro capite spesi all'anno al nord, centro-nord, mentre 135 al sud. E quindi in questo caso qua andiamo a vedere appunto le regioni, che mentre per l'ambiente si spende di più al sud che al nord, per i rifiuti si spende al contrario, più al nord che al sud. Tutti noi sappiamo com'è la situazione più o meno, della gestione dell'ambiente al nord e al sud, non è che servono dati, basta l'occhio nudo. E quindi anche qui ci facciamo delle domande, no, nel senso: come vengono spesi effettivamente i soldi? Cioè vengono spesi bene, male? C'è questa centralizzazione da parte dello Stato che ti manda dei fondi a un territorio, che sia al nord che sia al sud. Poi effettivamente queste risorse vengono effettivamente utilizzate bene per andare a risolvere questi problemi e a ridurre chiaramente che ne so, le varie disparità che ci sono fra i territori. Per esempio, sempre in ambito ambientale, sempre questi numeri che arrivano da, uno studio, realizzato da tutte le università della Campania. Andiamo a vedere per esempio un tema, cioè il servizio idrico integrato, siccità, gestione dell'acqua, ne abbiamo parlato, se ne parla spesso, purtroppo anche ultimamente sul fatto che, per esempio la Sicilia è ancora come dire, non piove, c'è un problema di invasi, si fa arrivare l'acqua da chissà quale parte, insomma c'è un problema proprio di gestione dell'emergenza idrica. E quindi andiamo a vedere le spese delle varie regioni. Allora, per esempio, c'è al nord il settore pubblico, per le spese per il servizio idrico vedono che al nord si spendono 179 € pro capite, al sud 138 € pro capite. Di fatto
Trento, Bolzano, Liguria, Piemonte e Sardegna hanno valore di spesa annuale pro capite nel servizio idrico integrato che sono il doppio di quelle delle maggiori regioni meridionali, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Anche qua, benissimo, i fondi centralizzati che vanno alle regioni, ai territori, in queste materie che sono concorrenti tra Stato centrale e regioni, però non sarebbe meglio che un territorio sapesse già quali fondi può usare e quali può spendere, sapendo ovviamente molto meglio rispetto a Roma, a un dirigente del ministero che poveraccio fa mille cose, non può sapere tutte le differenziazioni fra i vari territori e quindi un territorio, una regione sa invece dove si può spendere quei pochi, tanti soldi che ci sono per sempre migliorare i servizi e alleviare eventuali problemi. Poi c'è un'altra voce che dicevamo oggi di cui volevamo parlare, che era quella della ricerca e sviluppo. No, per quanto riguarda la ricerca scientifica, andiamo subito a vedere che le regioni del centro-nord, il valore della spesa pubblica per il settore ricerca e sviluppo sono più o meno sui 120 euro pro capite, nel mezzogiorno 92 euro. Se guardiamo le regioni, i dati, proprio le regioni singoli, i valori vedono per esempio Lazio, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, con valori molto alti, mentre Campania ha un valore più o meno in media Italia. Agli ultimi posti vediamo paradossalmente Bolzano, vedete che poi non è sempre una questione di nord, sud, è una questione proprio di gestione delle risorse, si vede che a Bolzano sulla ricerca e sviluppo non pensano molto, mentre investono molto, come avevamo visto prima, per esempio sull'istruzione, paradossalmente. Ma anche in Sicilia non si pensa molto alla ricerca e sviluppo, in Lombardia siamo sui 70 euro pro capite, Molise a salire, Marche, Calabria, Puglia, per dire qua, cioè è molto variegata, no? Perché per dire invece la maggior parte della spesa pubblica per ricerca e sviluppo la notiamo appunto, come avevamo detto, Lazio, Friuli, Toscana, Umbria, Trento. Cioè il paradosso è che Trento spende più o meno 130 euro all'anno pro capite per ricerca e sviluppo, mentre Bolzano spende poco più di 50 euro, quindi a distanza di pochissimi chilometri ci sono dei cambiamenti epocali. Ma adesso volevo affrontare un'ultima voce oggi, poi magari ne affrontiamo delle altre, che è quella che riguarda per esempio la protezione civile, no? Protezione civile che vuol dire sicurezza pubblica, cioè ci sono dentro tante cose, cioè ovviamente gestione degli eventi calamitosi, soccorso alpino, servizio di guardia coste, evacuazioni dalle aree alluvionate e comprende anche le spese di ordine pubblico come quelle della polizia in generale, quella polizia amministrativa, ausiliaria, portuale, costiera, di confine, la gestione dei laboratori di polizia, il servizio antincendio, incluse ovviamente le attività di prevenzione e lotta agli incendi e ovviamente infine le spese di addestramento dei vigili del fuoco. La CGIL ha detto che è una delle materie di cui si è parlato anche nell'ultimo incontro tra i governatori pro autonomia e il ministro Calderoli per andare avanti, diciamo, sull'attuazione di questa autonomia, che lo ricordiamo sempre fino allo sfinimento, è prevista nella Costituzione dal 2001, una Costituzione modificata dai governi di centrosinistra e confermata dal voto degli italiani. Più di 11 milioni di sì hanno detto che vogliono un regionalismo nella gestione della cosa pubblica. Allora, per quanto riguarda appunto la spesa, dicevamo, della protezione civile, in generale, adesso fatemelo trovare, eccola qua, vediamo che al primo posto c'è il Lazio, con 582 euro pro capite, media 2000 anno ovviamente, media tra 2000 e 2017. Segue l'Abruzzo, dobbiamo ricordare che qui c'è stato anche il tremendo terremoto del 2009, per cui ci sta un grande aumento della spesa per la sicurezza pubblica, siamo a oltre 400 euro. In fondo alla classifica, per quanto riguarda questa della spesa primaria pro capite per la sicurezza pubblica pro capite, quindi in base agli abitanti, lo ricordiamo sempre, quindi vediamo la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Campania quintultima. Per fare un esempio, in Lombardia per la sicurezza pubblica si spendono
più o meno 175 euro l'anno pro capite, nel Lazio 582 euro, una disparità incredibile. Poi per fare degli esempi, per fare degli esempi anche su, c'è anche poi per esempio il tema, ah sì, governo del territorio. Del governo del territorio, vediamo che c'è scritto appunto che in molti settori sono livelli che tendono a essere più elevati invece nel centro-nord che nel mezzogiorno, con differenze notevoli tra grandi e piccole regioni a statuto speciale e ovviamente a statuto ordinario. Notevole soprattutto il divario per l'edilizia abitativa, nel momento che proprio nei centri urbani, chiaramente più densamente abitati e nei territori economicamente più deboli, questo intervento pubblico appare socialmente più rilevante. Da sottolineare come per esempio in questo caso le province autonome di Trento e Bolzano hanno livelli di spesa fino a 5 volte superiori alle regioni che sono in fondo alla graduatoria, appunto per esempio edilizia, urbanistica e abitativa. Vediamo in testa Bolzano con 424 euro pro capite, Trento la stessa cifra, in fondo vediamo la Puglia, Toscana, Puglia addirittura 75 euro. Poi ci sono anche altre opere pubbliche e in questo caso vediamo che la Lombardia, per fare un esempio, è superiore alla media italiana di gran lunga perché è sui 13 euro pro capite, la media Italia è 8 euro e in fondo qua troviamo la Liguria. Questo, ripeto, lo diciamo non per colpevolizzare o per dire che uno è più bravo o meno bravo, ma proprio perché a volte se ci sono delle voci dove una regione vorrebbe investire di più in una determinata materia, ma non può farlo perché chiaramente non ha la gestione di quella materia lì. Parliamo delle materie previste nella Costituzione, non come parliamo di materie di chissà che ambito. Però chiaramente se tu non lasci la libertà ai territori di poter intervenire, adesso ritorno per esempio, no, l'avevamo già detto della spesa pubblica, no, che è incredibile, no, cioè la differenza proprio oppure per esempio, ecco, prendiamo un altro grafico, cioè la viabilità. Si parla sempre del sud che ha un problema infrastrutturale. E chiaramente servono risorse, però paradossalmente la Calabria ha una spesa pro capite per la viabilità di circa 550 euro, ben superiore a quella per esempio del Veneto che si ferma a 300 euro e ben superiore a quella della Lombardia che si ferma a 180-190 euro. La Puglia invece, la Campania e la Puglia invece sono al penultimo, rispettivamente al penultimo e all'ultimo posto di questa classifica, dove siamo a 150 o poco più di 100 euro in Puglia. Cioè il paradosso è che in Campania, cioè in Calabria si spendono quasi 550 euro pro capite per la viabilità e in Puglia invece si spendono poco più di 100 euro. Calabria che chiaramente, lo sappiamo, lamenta un problema infrastrutturale di raggiungimento proprio del territorio e quindi non si capisce bene dove vengono spesi questi soldi. No, cioè è questo il tema, ma andando poi a capire in generale quanto costerebbe di fatto poi tutto il tema dell'autonomia, c'è a mio avviso una roba molto un dato veramente importante che adesso vado a recuperare velocemente, anche perché mancano 5 minuti, poi dobbiamo salutarci, che racconta proprio questo studio dell'Università della Campania su l'attuazione del regionalismo differenziato previsto nella Costituzione. Leggo proprio perché non voglio sbagliare. Loro dicono: la spesa dell'amministrazione centrale relativa alle materie oggetto delle richieste di maggiore autonomia ammonta a una quota in realtà relativamente limitata delle entrate tributarie regionali, anche considerando le sole, per esempio, entrate relative a IRPEF e IVA. In questo caso giova ricordare, dicono, che a fronte dell'eventuale attribuzione delle materie, le regioni si sono spinte a richiedere una quota rilevante del complesso delle entrate tributarie. Sappiamo che, come si dice, alcune regioni ovviamente hanno chiesto di trattenere molti più soldi per la gestione delle materie.
In sostanza però le università della Campania sostengono che i dati analizzati prendendoli da Istat, Agenzia per la coesione, quindi fa parte dei ministeri, i dati rivelano che per finanziare la spesa attualmente a carico dello Stato sulle materie, abbiamo detto prima, giustizia, lavoro, istruzione, sanità, tutte quelle diciamo di cui si sta discutendo per l'autonomia, i dati rivelano appunto che per finanziare la spesa di queste materie, che adesso attualmente sono a carico dello Stato, sono sufficienti quote di entrate tributarie mediamente pari a poco più del 6%, se si considera tutto il gettito fiscale, del 28% della sola IRPEF e del 43% dell'IVA. Ad esempio, c'è questo studio che mostra, che loro citano, che dicono che le risorse necessarie per finanziare a finanziare le nuove funzioni richieste per esempio da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, perché nel 2018, questo studio del 2018 è quando anche l'Emilia Romagna voleva l'autonomia, sono una quota, loro dicono, solo marginale del gettito totale tributario dei relativi territori. Cioè, loro dicono 0,8% per la Lombardia, 1,3% per l'Emilia Romagna, 1,2% del Veneto. Lo studio di queste dell'Università della Campania è fatto, tra virgolette, per dire che Lombardia, Veneto, non possono pretendere di avere, come per esempio succede in Catalogna, per, non so, ottenere il 50% del gettito tributario nel proprio territorio, perché dicono: guardate che basta molto, molto meno per gestire a prezzi attuali, a costi attuali, le materie, diciamo, legate all'autonomia. Loro lo fanno per questo motivo, ma se noi guardiamo proprio questo aspetto dall'altra parte della medaglia, vediamo una cosa molto semplice, che A, l'autonomia differenziata costa poco e soprattutto non toglie soldi al Sud. Perché se è vero, come dice questo studio delle Università della Campania, che per finanziare la gestione di, non so, giustizia, sanità, istruzione, lavoro, ambiente, in base alla spesa attuale di adesso, affidando alle regioni che la vogliono, in primis, per fare un esempio, Lombardia e Veneto, questo vale, secondo questo studio, solo lo 0,8% delle entrate per la Lombardia e l'1,2% del Veneto. Questo vuol dire che non è vero che mancheranno soldi per le regioni del sud, che attualmente magari hanno, lo sappiamo tutti, a livello di residuo fiscale, hanno bisogno di finanziamenti che arrivano da altre regioni per portare avanti i propri servizi, e quindi di fatto se servono poco per far attuare questa autonomia, che problema c'è? Che problema c'è di portarla avanti, attuarla ed applicarla? Soprattutto, appunto, non toglie soldi al Sud. Questo studio delle università della Campania ci dice questo di fatto, che l'autonomia differenziata, lo ribadiamo, costa poco, cioè costa in termini di gettito appunto circa l'1% più o meno per quanto riguarda sia la Lombardia che il Veneto, e in generale riguarda solo il 6% delle entrate, diciamo, nazionali, e quindi di fatto non toglie soldi al Sud. Il 6% delle entrate come dovrebbero essere recuperate? Chiaramente con una maggiore oculatezza nella spesa della gestione delle risorse pubbliche. E con questa, diciamo, secondo me, notizia molto importante sul fatto che viene dalla Campania e dice che l'autonomia costa poco e si può applicare basandoci su dei dati ufficiali, chiaramente non tirati fuori dal fornaio. Non ci resta che salutarci e darci l'appuntamento la prossima settimana. Un grande saluto da Giuliano Zolin a tutti gli amici di Radio Libertà. Ragioniamoci sopra, torna quindi martedì prossimo e come sempre buona autonomia a tutti. Avete ascoltato Ragioniamoci sopra.